Oggi qui al San Marco parliamo di lavoro, ne parliamo in un contesto diverso dal solito, cioè lo colleghiamo alla possibilità che le società in cui viviamo siano sostenibili. Di solito la sostenibilità è ambientale, ma noi diciamo è anche sociale, oltre che ambientale, è anche economica. In particolare parleremo del fenomeno che riguarda i giovani e il lavoro e il modo di contrastare una difficoltà che i giovani trovano, che viene condensata poi in questo termine, che a un certo punto si formano parecchi giovani che non studiano, non lavorano, non si formano per lavorare, cioè sono sostanzialmente un po' disorientati e spesso anche abbandonati a se stessi. Quindi dobbiamo assolutamente risolvere questo tema, perché nel Veneto c'è la possibilità che tutti possano lavorare, anche possano lavorare su percorsi importanti, per una società appunto che sia sostenibile e che dia prospettive a tutti. Sono 100.000 i giovani veneti che possono essere ricomprese all'interno del fenomeno dei NEET tra i 15 e i 29 anni. I NEET però in Veneto rappresentano solo una faccia di una medaglia che ha a che fare con l'incapacità del territorio di valorizzare appieno le risorse e le competenze dei propri giovani. All'interno di questa categoria dei NEET possiamo ricomprendere sia gli scoraggiati, quindi chi ha avuto insuccessi dal punto di vista lavorativo, ma anche quegli inattivi che sarebbero eventualmente disponibili a lavorare a particolari condizioni. Abbiamo poi anche una quota importante di donne, ad esempio, che sono impegnate in percorsi di cura e che avrebbero bisogno di politiche a sostegno della conciliazione famiglia-lavoro. Nel complesso abbiamo quindi un 40% di disoccupati e un 60% di inattivi. I più rilevanti tra gli inattivi sono le persone di cittadinanza straniera e le donne. Non c'è solo il declino demografico a mettere in difficoltà le imprese venete interessate ad assumere maestranze, c'è anche il fenomeno dei NEET. 100.000 persone che non lavorano e non studiano è un problema per la nostra società. Per supportare queste persone, oltre a rivedere una parte della filiera scolastico-formativa, è necessario supportare chi è in difficoltà nell'identificare un lavoro, nell'immaginare un lavoro e soprattutto nell'aiutare queste persone ad incamminarsi verso un'impresa e un lavoro.